stiamo introducendo questi nuovi correttivi per trovare un nuovo equilibrio tra i residenti, i visitatori e la nostra città così delicata e così fragile. Dal 1° giugno i gruppi organizzati in visita al centro storico di Venezia e nelle isole di Murano, Burano e Torcello, condotti da guide turistiche o accompagnatori, non potranno più superare le 25 persone. Il provvedimento è contenuto in una delibera approvata dalla Giunta Comunale che riguarda la modifica del regolamento di polizia e sicurezza urbana e dovrà ora passare per il voto del Consiglio Comunale. Non più gruppi extra numerosi, non più gruppi senza limiti, ma ogni guida potrà accompagnare al massimo 25 persone. Introduciamo il divieto di utilizzo di amplificatori vocali, megafoni o altoparlanti e l'obbligo di cuffiette auricolari sopra le 10 persone per gruppo. La delibera, che pone un limite al numero di visitatori che compongono un gruppo turistico, si inserisce, informano da Caffarsetti, in un più ampio quadro di interventi per migliorare la gestione del turismo in città ed è il risultato di una serie di passaggi e confronti con categorie ed operatori di settore. Un lavoro importante per rendere più sostenibile il turismo a Venezia, per evitare ingorghi e intralcio della circolazione, ma soprattutto per differenziare le nostre guide, le guide qualificate, le guide che hanno tutti i titoli, rispetto a un mondo caotico dove molto spesso c'è gente che si improvvisa guida e non rispetta la città e non rispetta i nostri centri storici.